Allora, riprendo la pagina 54. Come dicevamo, i motivi della risultato elettorale alle europee possono essere due. Uno è il fatto che i sondaggi non sono attendibili. La seconda spiegazione è teorica e riguarda proprio il ruolo giocato dall'emozione, paura, nell'interazione sociale. Effettuiamo una comparazione tra le ultime due campagne elettorali messe in atto da Beppe Grillo. Il fenomeno Grillo, un comico attore che diviene blogger fondatore del movimento, ci mostra con brutalità l'apparire delle emozioni sul campo politico. Sia i suoi post sul blog che i comizi che tiene in pubblico, si tenga presente che Grillo non rilascia interviste televisive, si caratterizza per un linguaggio emozionale alquanto marcato. Urla, improperi, utilizzo di parolacce e gesti poco eleganti, accompagnati da una critica quasi assoluta e a tratti sprezzante nei confronti degli altri avversari politici, identificati come la vecchia classe dirigente che ha tradito la fiducia degli elettori. Molti analisti del fenomeno Grillo hanno parlato di qualunquismo. Di certo, analizzando emozioni negative crescenti, dalla delusione nei confronti dei rappresentanti alla rabbia per i loro comportamenti che spesso sfociano nella illegalità, Grillo ha ingrossato le onde dell'antipolitica creando un gruppo, un movimento appunto, in cui milioni di italiani nelle elezioni politiche del 2013 si sono riconosciuti, portando il Movimento 5 Stelle ad attestarsi a una percentuale superiore al 25%, terzo partito in Italia. Ora, come puntualizza Donolo, l'antipolitica è l'insieme delle idee, delle azioni, dei progetti rivolti contro le forme istituite della democrazia parlamentare rappresentativa, centrata sui partiti di massa, e politica degli interessi. In generale si suole definire antipolitici quei cittadini disgustati o delusi da alcuni aspetti della politica stessa. Le critiche che questa categoria di cittadini rivolge alla politica nel suo complesso riguardano l'arroganza e la chiusura dei partiti politici, l'autoreferenzialità della politica, la politica intesa come professione, i privilegi di cui godono i membri della classe politica, eccetera. Nel caso di Grillo possiamo parlare di una forma di antipolitica dall'alto. Egli, rappresentandosi come outsider della politica, ha buon gioco nel toccare le corde della critica antipartitica e del professionismo politico nei confronti di milioni di cittadini italiani stanchi, delusi e non più disposti ad accettare lo stato delle cose. In un certo senso Grillo ha dato vita alla previsione che Carlo Galli fornì nel 2007. Cioè la lontananza della politica e della società implica e rivela in realtà il rischio di un fallimento sul piano della legittimità. Infatti, il venir meno della trasparenza democratica, dov'è qua? Il farsi casta dei politici, il riserrarsi dei pesanti portoni che li mettono al riparo, escludendo dallo sguardo e dal controllo dei profani, non sono quasi più percepiti come fenomeni dal significato politico. Verso i politici non c'è, nell'opinione pubblica e nei cittadini, una vera ribellione politica, ma il fastidio e il rancore che si prova verso privati cittadini che si sono furbescamente infiltrati in luoghi ameni a godersi meritati privilegi. L'uso privato della casa pubblica stenta a trovare una risposta politica. È come se si faticasse a interpretare politicamente la distanza che separa i politici dai cittadini. Dunque, non c'è dubbio, come se ciò che sta dietro l'angolo non sia un'esplosione, ma un'implosione. La dialettica di chiusura e apertura sembra spegnersi in un deluso cinismo. E poi ci sono altre cose scritte piccoline come questa: avere generato negli italiani l'illusoria convinzione che la politica sia irrilevante e che la sua fine vada salutata con favore sarebbe allora la responsabilità più grave degli attuali abitatori del palazzo, ben più grave delle loro arroganze. Finito il piccolino, riprende la scrittura normale. Le emozioni veicolate da Grillo nella campagna elettorale per le politiche, quali disgusto, assia, avversione, antipatia, fino a giungere a forme di repulsione e ribrezzo nei confronti dei vecchi rappresentanti politici, hanno avuto l'effetto di catalizzare un numero notevolissimo di elettori che, condividendo, credendo di farlo, quelle emozioni, hanno manifestato la loro preferenza elettorale per il movimento. Elettori che hanno spostato l'antipolitica sopravvivenziata e che sono arrivati a fare di tutta l'erba un fascio, trattando molti politici alla stregua di comuni marioli, come preconizzato da Galli. Sottolineo che la condivisione degli elettori del movimento è stata emozionale, non di programma.
Qui sta la forza dell'intuizione del politico genovese, nel senso che Grillo non si è speso nelle sue apparizioni sul palcoscenico pubblico per veicolare programmi o progetti di governo, per parlare di nuove leggi o decreti, ma il suo obiettivo principale è stato sempre quello di creare quella che definirei una sorta di effervescenza collettiva, una specie di corrobori durkheimiano, nel quale il gruppo viene fortificato, unito e ampliato attraverso l'individuazione di un nemico comune, la classe politica al potere, una vecchia forma, sociologicamente parlando, di gestione del potere. Identificando un nemico esterno al gruppo, quest'ultimo diverrà compatto nel combatterlo. Emozioni negative impersonificate, si pensa al grido sudato e ansimante sul palco, che vengono trasmesse e recepite da un pubblico di cittadini oggettivamente stanchi e provati dagli anni di crisi socio-economica. L'analisi da Durkheim oltre un secolo fa sui riti delle popolazioni tribali australiane risuona alquanto attuale e adattabile alle dinamiche emozionali del grillo relatore. Infatti il solo fatto dell'agglomerazione agisce però come un eccitante di eccezionale potenza. Non appena gli individui sono raccolti, dal loro ravvicinamento scaturisce una specie di elettricità che li trasporta con rapidità a un grado straordinario di esaltazione. E... Aspetta che apro la finestra così capisci più lento, qua c'è troppo buio, non ci vedo più. Adesso ci vedo di nuovo. Allora, all'interno di queste assise faccia a faccia online, attraverso il blog di Grillo, i soggetti partecipanti ai comizi o alle discussioni che avvengono in rete possono manifestare pienamente le proprie emozioni, abbandonarsi da che cosa abbandonano? In toto al proprio stato emotivo, entrando in un rapporto empatico funzionale soprattutto al leader del movimento. Veicolare emozioni negative è però rischioso perché può portare i soggetti che li provano alla lunga a stancarsi di esse, in quanto generatrici di forme di sofferenza quotidiana e disturbi esistenziali. Più che reprimerle, quindi, si dovrebbe pensare a un lavorio su di esse per trasformarle in emozioni positive. Esattamente quello che Grillo non compie. Continuando con lo stesso comportamento anche nei 12 mesi in cui gli esponenti del movimento sono presenti alla Camera e al Senato, Grillo è come se desse vita a un percorso di incancrenimento delle emozioni negative nei suoi nuovi elettori, i quali si aspettano una proposta, un'azione di governo. Così non è. E i rappresentanti pentastellati creano effervescenza collettiva anche in Parlamento, dalle esibizioni di cartelle alla manifestazione di urla e di cori di accuse o scherno nei confronti di altri colleghi, fino ad arrivare all'occupazione dei banchi della Camera o della sede di riunione della Commissione Giustizia. Eppure sembrava che anche nelle elezioni europee del maggio 2014 la strategia di Grillo potesse funzionare, se si fosse creduto ai sondaggi. Ma l'errore compiuto dal blogger genovese è stato, a mio avviso, quello di forzare ulteriormente la mano e improntare i comizi e le apparizioni pubbliche delle ultime settimane, prima del voto, sulla diffusione dell'emozione paura. Paura che la crisi sia ormai al suo stadio finale, pronta a travolgere l'Italia, paura che la moneta europea non sia più sostenibile, paura che la disoccupazione sommergerà definitivamente i giovani, paura dell'inquinamento ambientale portatore di un diffondersi notevole di malattie tumorali. Il tutto ancora una volta causato e prodotto dall'incauta gestione della cosa pubblica messa in atto dalla classe dirigente precedente. Quello che però Grillo non considera è che, 1. La classe dirigente o comunque i rappresentanti del Parlamento sono da 12 mesi anche molti esponenti del movimento. 2. Che con l'emozione paura non si gioca perché è la principale emozione negativa che comporta l'immediato allontanamento del soggetto dalla interazione in cui si trova. Quindi mentre l'anno prima Grillo era una novità, 12 mesi dopo ha creato paura in circa 3 milioni di italiani che hanno deciso di non votarlo più. Non solo, la paura gli si è rivoltata contro anche attraverso un altro canale, quello utilizzato dai suoi rivali Renzi Berlusconi nel convincere i cittadini a nutrire paura e diffidenza nei confronti di un politico che, dopo un anno di rappresentanza istituzionale, continua a urlare accuse improprie da un palco o da un blog, proponendo pochissimo in termini di concretezza istituzionale. Della paura veicolata nei cittadini dai rivali di Grillo è che egli fosse soltanto un distruttore, utile all'Italia per scuotere dal sonno e dall'apatia in cui era precipitata, ma oggi non più necessario per avviare e consolidare quel processo di costruzione di condivisione emozionale positiva, così caro a Renzi. Inoltre, continuando con la metodologia dei comizi infervorati e urlati con i post sui blog caratterizzati da forte aggressività, i rivali politici del movimento hanno avuto gioco a non accusare Grillo di essere pericoloso interprete
di nuove forme di squadrismo fascista o atteggiamento xenofobo anti-europeista. Grillo ha poi dimenticato il rapporto profondo tra potere detenuto, status ricoperto e emozioni provate. La sociologia delle emozioni insegna infatti che gli attori sociali interpretano in modo soggettivo le posizioni proprie e altrui relative alle dimensioni di potere e status. L'accrescimento di questi ultimi porta alla manifestazione di emozioni positive e viceversa. Se si ripensa al caso di Renzi, alle sue parole televisive citate poc'anzi, chiedendo aiuto, dove il politico fiorentino chiede aiuto al pubblico presente, e riconosce uno status importante agli ascoltatori, dà loro potere di influenza, gli fa credere di avere questo potere e quindi genera la creazione di emozioni positive quali comprensione, simpatia, solidarietà e partecipazione. Al contrario, etichettando Grillo come colui che continuava a distruggere e non a costruire, a criticare senza proporre, gli altri leader politici, cioè Renzi e Berlusconi in primis, hanno in un certo senso deprivato Grillo di potere e status agli occhi dei cittadini, instillando in lui un aumento delle emozioni negative che il blogger genovese ha seguitato a trasmettere ai suoi spettatori. In fondo i cittadini italiani hanno dimostrato di ricercare e privilegiare una leadership che doni sicurezza, forza e coraggio, ossia una serie di emozioni positive, da cui ripartire e ricostruire dopo anni di difficoltà. Le emozioni negative e la paura in particolare veicolate da Grillo verso i cittadini e i rivali politici verso di lui hanno invece creato un effetto boomerang nei confronti del movimento che, pur risultando il secondo partito in Italia, ha subito quasi una debacle considerando la perdita di 3 milioni di elettori e il distacco di quasi 20 punti percentuali. Probabilmente se Grillo avesse provato a iniziare un percorso di trasformazione delle emozioni negative in positive, gli esiti elettorali sarebbero stati differenti. Perché la trasformazione delle emozioni negative in positive implica un lavorio su se stessi e sul mondo circostante, che coinvolge gli altri e quindi crea partecipazione, condivisione e maturazione di discorsi e argomentazioni, come si vedrà nel prossimo capitolo. Pagina 61, fine del secondo capitolo. Ciao!